Si è svolta ieri mattina nell'aula consiliare del comune di Agrigento una riunione operativa con i tecnici del Formez al fine di avviare l'iter per la nuova strategia urbana sostenibile, un processo che vede coinvolti nella nuova area urbana funzionale denominata FUA sia il comune di Agrigento che altri comuni come quello di Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Moxaro e Siculiana. L'obiettivo è quello di riuscire a spendere entro il 31 dicembre del 2029 circa 100 milioni di euro nel rispetto del documento strategico per la programmazione regionale FESR 2020-2027. Diversi sindaci presenti, tra quelli di Ioppolo, Favara, Santa Elisabetta, Portella, Antonio Palumbo, Domenico Gueli, l'assessore al comune di Porto Empedocle, Giuseppe Iacono. Oggi è la prima riunione che stiamo affrontando per un'evoluzione di agenda urbana. Adesso si parlerà di FUA, cioè di area urbana funzionale. Ci sarà un'unione di comuni, con il comune di Agrigento ci sarà il comune di Porto Empedocle, di Favara, di Santa Elisabetta, di Comitini, di Siculiana, di Realmonte, forse dimentico qualcuno. Comunque è una rivoluzione epocale, ci saranno dei fondi da gestire, bisognerà creare una struttura, bisognerà preparare dei progetti, ma questa volta non sarà quindi il singolo comune o la singola città a prepararli e a organizzarsi, ma sarà proprio un'unione di comuni, la struttura sarà indipendente, si potranno gestire quindi centinaia e centinaia di milioni di euro e ci sarà anche una premialità. Cioè se una X somma viene stabilita a questa unione di comuni, sicuramente potrà essere arricchita da altre somme se questa unione di comuni sarà in grado di poter realizzare progetti funzionali, utili per la città, per il risparmio energetico, per le comunicazioni tra un comune e l'altro, facilitare quindi il trasporto urbano ed extraurbano, quindi sarà un'opera veramente grandiosa. Quindi efficientamento anche energetico importante in un momento in cui stiamo vedendo cosa costa l'energia? Sì, anche l'efficientamento energetico e la digitalizzazione saranno argomenti fondamentali di questa unione di comuni. Quindi ogni comune dovrà preparare un proprio progetto? No, saremo tutti insieme a lavorare. Si creerà una struttura unica dove a capo verranno tutti i comuni, ci sarà un sindaco che farà, diciamo, da presidente, e a scendere dalla testa della piramide fino a scendere fino in basso ci saranno dei tecnici, ci saranno dei revisori dei conti, ci saranno dei ragionieri, degli ingegneri, dei geometri, una struttura snella, agile, da poter gestire in tempi brevi, perché si parla dal 2023 al 2029, poi tutto sommato non sono tempi lunghissimi, quindi in tempi brevi da poter gestire una grande somma di denaro per poter migliorare finalmente da qualsiasi punto di vista le nostre città, i nostri comuni e l'economia in generale, e anche nel rispetto dell'ambiente. Ecco, voi avete già qualche idea di massimo, Sindaco? Oggi è il primo incontro, stiamo ascoltando quindi i tecnici della Formez, l'assistenza tecnica, ci daranno delle istruzioni e continueremo a riunirci con gli altri sindaci. Allora, noi stiamo col Formez supportando gli enti locali della regione siciliana nella costruzione di politiche pubbliche e soprattutto nella costruzione aggregata di politiche pubbliche per appunto creare un'economia di scala e far sì che gli interventi abbiano un maggiore impatto. In questa attività di supporto parte da molto lontano, dal 2018, anche durante il periodo Covid abbiamo comunque supportato attraverso webinar online. Oggi stiamo comunque supportando delle porzioni di territorio che verranno aggregate per l'attuazione del prossimo ciclo di programmazione 21-27. La fattispecie qui ad Agrigento, insieme ai comuni che fanno parte dell'area urbana funzionale di Agrigento, sono 11 comuni in totale che si relazionano con il polo urbano di riferimento di Agrigento e insieme dovranno ricercare delle soluzioni per migliorare il contesto urbano territoriale e offrire servizi ai cittadini e alle imprese del territorio attraverso ingenti risorse messe a disposizione del ciclo di programmazione 21-27. Ecco, effettivamente i campi in cui si interverranno, i vari comuni decideranno di intervenire, qual è?
un po' tutto, dobbiamo comunque coprire i vasti fabbisogni che un territorio ha, sicuramente dobbiamo ragionare a organizzare servizi al cittadino ma anche servizi alle imprese, dobbiamo ragionare soprattutto sul sistema della mobilità, garantire una mobilità che possa far sì di far spostare con facilità i cittadini all'interno di questa ampia area urbana funzionale, che ripeto non è solo il comune di Agrigento ma sono tutti quei comuni che dalle nostre analisi noi abbiamo riscontrato avere una interrelazione forte col comune di Agrigento, quindi il tema della mobilità è sicuro un tema molto presente in questa nuova strategia, ma anche il tema relativo all'ambiente, quindi dei rifiuti, idrico, efficientamento energetico, digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, inclusione sociale e quindi non per ultima anche regimi di aiuto dedicati alle imprese del territorio attraverso però tutto, questo è fondamentale e lo sottolineo, attraverso tutto all'interno di un impianto strategico, quindi partendo da un'analisi puntuale che noi oggi abbiamo già cominciato ad effettuare e inserendolo all'interno di un piano strategico strutturato e quindi con interventi che perseguono la strategia dell'area urbana funzionale. I fondi a disposizione quanti sono? I fondi a disposizione sono ingenti perché noi abbiamo a disposizione intanto sicuramente attraverso il nuovo ciclo di programmazione i fondi FESR. Oggi non abbiamo una cifra ma parliamo comunque nell'ordine di centinaia di milioni di euro per i territori, considerando solo che il programma operativo FESR 21-27 per la regione di Sicilia è di 4 miliardi e 7, quindi sicuramente abbiamo ingenti risorse, ma non c'è solo il programma operativo FESR, noi in questa pianificazione inseriremo anche interventi afferenti all'altro fondo di sviluppo e coesione piuttosto che anche i fondi dello stesso PNRR, cioè tutti i progetti pensati in questo territorio devono avere una loro, devono confluire in una strategia molto più ampia e quindi fare tesoro di questa aggregazione per poter comunque... Le imprese possono in qualche modo partecipare alla progettazione? Le imprese possono essere dei beneficiari attraverso comunque delle risorse destinate alle imprese attraverso il sistema dei regimi di aiuto, quindi aiuti alle imprese con un fondo perduto che chiaramente ad oggi non le so dire quali sono, però sicuramente è una delle azioni che si metterà in campo.